Il tentativo quasi di scavetto di Orban completamente sballato. Era una gru, no? Uno scavetto quello lì. Nelson si immola in una scivolata addosso al palo, vedremo perché insomma Per fortuna che non l'ha fatto a a Forcella. gambe aperte, sì, ecco. No, sì. perché sennò si alzava e diceva mi è successo niente. Seguiamo il calcio d'angolo, sale anche Gagliardini, sale Nelson. Sale quale grosso. So, a Bari c'era Barreto e poi l'hanno fatto tutti la doppia cifra. Cioè, So che adesso comunque io Barreto stavo bene ha un con loro. Barreto. C'è il Bentegodi, aspetta secondo me l'entrata di Di Marco che è rimasto nei cuori giallo-blu. Sì, è proprio... Anche nei fegati. sì, soprattutto quello. Meggiorini, è finita la partita 3 gol di Meggiorini e comprato l'Inter, subito è andato all'Inter. Però, L'Inter era a vedermi la partita lì. Vedi a volte il momento. Sì, momento opportuno, insomma. Cioè le famose slide indoor. Quel giorno lì Scapini era a mangiare la pizza. Ma ti allenavi con queste acrobazie? Perché dai, penso che la parte acrobatica un giocatore o ce l'ha o non ce l'ha. Le tante ore in cortile, Vero. anche quelle mi hanno dato Bravo, perché ne ho fatte bravo. di ogni. Infatti io non ho mai fatto gol così perché mi allenavo in un campetto di cemento e la prima Esatto. rovesciata che ho fatto ho portato il busto per 4 mesi. Ciao a tutti, sono Fede da Vicenza, tifoso dell'Anea Rossi. Spero che l'Hellas si salvi e prima o poi arriviamo anche noi per un derby che manca da troppo tempo. Buona domenica. E Grazie, noi ci fa veramente piacere. No, ci fa Saluto piacere. anch'io gli amici che anche loro hanno una trasmissione Biancorosso Supercat. Ciao. In simpatia, dai. Riccardo, in un momento come questo, dove presidenti ricchissimi, un uomo come Rosso, possibile che non riesca a venire in Serie B? Tanti mi hanno fatto sto Pian piano è un diesel. Poi no. Vero, beh, Non era male. Non era male, scusa Riccardo. ma-